Ciao Lazzari, buongiorno, buona giornata, bonjour, anzi direi stamattina. Allora, stamattina siamo a Marsiglia, la città francese, la più grande città portuale francese, una delle più grandi d'Europa, e ci sono molte analogie con Napoli. Una di queste è la fondazione. Infatti Marsiglia è stata fondata dai greci, così come Napoli, nel 600 a.C. e come vedete qui ci sono le mura dell'antico porto di Marsiglia, quindi il mare arrivava fino lì, vedete, dove ci sono le ricostruzioni di queste navi. E Marsiglia fu fondata dai Foceni. I Foceni erano un popolo greco della costa turca che per scappare a delle guerre interne si fondarono qui una comunità greca. Ovviamente questa non è l'unica analogia che troviamo con Napoli e col popolo napoletano, ne troveremo tantissime altre. Lazzari, guardate qui dove siamo. Non è Napoli, non sono i quartieri spagnoli. Qui siamo al quartiere italiano, napoletano anzi direi, che si chiama Lo Panier. Il paniere perché qui i napoletani abbassavano il paniere dalle finestre e quindi i francesi si meravigliavano di questa novità. E quindi il quartiere del paniere, esattamente il quartiere di Saint-Jean, quindi San Giovanni sarebbe. E qui c'è stata una grande immigrazione di napoletani, campani, e scopriremo tante cose. In questa zona di Marsiglia, che è la più antica della città, pensate che tra il 1860, dopo il 1860 fino al 1970 possiamo dire, sono arrivati veramente migliaia e migliaia di napoletani qui, provenienti un po' da tutta la Campania o anche dal meridione, ma più che altro dalla Campania. Per questo è anche è chiamata la Petite Naples, la piccola Napoli. Vedete, qui fino agli anni 80 possiamo dire, tra i vicoletti c'erano i napo-marsigliesi, così venivano chiamati, i napoletani di Marsiglia, comunità molto molto vasta, molto colorita, che in questi vicoli portava quello che c'era e c'è ancora nei vicoli di Napoli, quindi c'erano i venditori ambulanti di lumache, dell'escargot, delle spighe, proprio come vedevamo a Napoli fino a un po' di tempo fa e vediamo ancora nella Pigna Secca, sui quartieri spagnoli. E soprattutto c'erano le pescivendole femmine, perché gli uomini
andavano a pesca al vecchio porto, avevano le barche nel vecchio porto e le donne venivano a vendere il pesce tra questi vicoletti, le poissonnerie, non so dirlo bene. E pensate che queste pescivendole conoscevano benissimo tutte le famiglie di questo quartiere, e laddove c'erano famiglie bisognose che non avevano possibilità di comprare il pesce, loro glielo donavano. Quindi la solidarietà dei napoletani è esportata ovunque. Qui siamo nel quartiere di San Giovanni. Qui era il prosieguo, diciamo, della Petite Naples, quartiere napoletano. Come vedete è tutto nuovo adesso, perché nel gennaio del 43 i nazisti fecero una rappresaglia nel quartiere e praticamente deportarono 20.000 persone dal quartiere, di cui 10.000 erano italiani e la stragrande maggioranza erano napoletani. Molti vennero deportati nei campi di concentramento in Polonia, altri vennero proprio espulsi dal paese, pare per ordine di Mussolini, perché qui si rifugiarono molti antifascisti e quindi con l'aiuto anche dei camorristi che c'erano qui, perché purtroppo vennero anche loro da Napoli. Si cominciò una rappresaglia contro i nazisti, contro i tedeschi, e quindi i tedeschi fecero saltare in aria, una volta svuotato il quartiere, fecero saltare in aria tutti i palazzi antichi a ridosso del vecchio porto e come vedete la zona è nuova. E qui siamo proprio dove c'è il vecchio porto. Se vi capita di vedere qualche immagine dell'800 di Marsiglia, vedrete che ci sono i palazzi proprio a ridosso del porto, dove abitavano napoletani, procidani, pescatori. E infatti i cognomi qui che troviamo sono ancora Scotto di, quindi tipicamente procidano, Lubrano, Lavadera, e poi ancora Esposito, Sportiello, Ruocco e via discorrendo. Qui siamo a Piazza dei Mulini, perché qui anticamente, fino a qualche decennio fa, c'erano 5 mulini in questa piazza, e come vedete c'era anche la fontana dove le donne venivano a lavare i panni, qui in questa piazza, un po' come se fosse un lavanar napoletano di Marsiglia. E adesso non c'è più, chiaramente. Questa è la piazza dei 5 mulini del quartiere Panier di Marsiglia, della Petite Naples.
Parfait. Et je peux les congeler comme ça. Quella che vedete alle mie spalle è la chiesa di Saint Laurent, è una chiesa, come vedete, di fine 300, e perché è importante per i napoletani questa chiesa? Perché all'interno c'è la statua di San Michele Arcangelo e il dipinto di San Michele Arcangelo, che sono i protettori di Ischia e di Procida. Come qui a Marsiglia c'è una grande comunità, c'è stata una grande emigrazione di procidani e di ischitani, allora il 29 settembre di ogni anno ancora si porta la statua di San Michele Arcangelo in processione per le strade Dupanier del quartiere napoletano di Marsiglia. Chiesa di Saint Laurent.